il tema che mi è stato affidato. Viene prima l'individuo o prima la relazione? Il sopratitolo della tranche psicologica, chiamiamola così, è gli occhiali della famiglia, credo, no? Ok. Perché questo occhiello, gli occhiali della famiglia? Perché in qualche maniera è un'esperienza che noi abbiamo già maturato in un'altra realtà comunitaria, in un'altra parrocchia, lì dove ci avevano proprio chiamati a lavorare con il catechista, i vari operatori di pastorale, per promuovere gli occhiali della famiglia. Cosa vuol dire gli occhiali della famiglia? Vuol dire una sensibilità alle relazioni, fondamentalmente. Vuol dire che quando guardiamo ad una persona, guardiamo ad una coppia o guardiamo ad una famiglia, sviluppare una sensibilità che non abbiamo a che fare con degli individui che relazionano tra loro, ma abbiamo a che fare con delle unità che si chiamano famiglia piuttosto che coppia. Quindi non è facile guardare ad una coppia vedendo una coppia, perché mi accorgo tante volte, anche tra i professionisti, quando e come lavorano, si focalizzano sugli individui, cioè si focalizzano sulle due persone e non sulla coppia che c'è e che viene costituita. Quindi per questo c'è un po' questo occhiello. Allora, viene prima l'individuo o prima la relazione? Qui voi avete fatto anche altri corsi gli altri anni, giusto? Viene prima l'individuo. Di qua stanno dicendo la relazione. Qua stanno dicendo la relazione. Qualcuno dice la relazione? Prima di essere relazione bisogna essere individuo. Allora, siccome sono due parole un po' scivolose anche, no? Messe così, sembrano anche su due livelli diversi. Vogliamo provare a dare, è chiaro che io tiro per la relazione, tengo per la relazione, vogliamo provare a dare una definizione di relazione, così ho l'idea che abbiamo di cosa è una relazione. Non c'è il filo lungo qua. Una sintonia. Quindi è una sintonia, mi richiama a una radio con due canali che devono entrare in sintonia. Può essere questa, non so, la giusta sintonia. La condivisione. Essere in relazione significa condividere qualcosa con qualcuno. Ok? I rapporti, no? I rapporti tra individui, ok? Quindi qualcosa che c'è in mezzo a due o più persone. Può essere, sì. Ok? No, beh, è importante che lo mettiamo sul tappeto, perché poi magari alla fine, se me lo ricordo, rifaccio la stessa domanda, che magari è confermata, quindi ci avevate già tutto nella testa, tutto. Non è che io ho chissà quale sapienza, io poi porto una mia esperienza, insomma. Ok, i rapporti, qualcosa che connette due individui barra persone, quindi poi ascolto, un ascolto reciproco, quindi uno ascolta l'altro, questa è la relazione. Empatia, lo sento quello che dovrebbe, cioè devo cercare di capire cosa sente l'altro, no? L'empatico, no? Sente dentro. Costruire assieme una cosa nuova, quindi due che si mettono insieme per fare qualcosa di nuovo. Ok? Uscire da se stessi. Uscire da se stessi? Scusa? Per essere in relazione bisogna uscire. Allora, se io voglio entrare in relazione con un altro devo da fuori di me, cioè uscire da me in qualche modo. Sì. Comunicare.
Ok, li teniamo un po' così a memoria e vediamo un po' alla fine dell'incontro cosa, facendo magari la stessa domanda, se esce qualcosa, qualche riflessione nuova. Allora, io porto ovviamente la mia esperienza, io sono un psicologo, uno psicoterapeuta e un ricercatore, lavoro con coppie, famiglie e gruppi e poi ovviamente supporto la pastorale con varie attività. È chiaro che il mio taglio, la mia sensibilità è questa. Questi sono i valori, i talenti che mi sono stati dati, credo, e io cerco di coltivare questi. Quindi io porto questa sensibilità, capisco che voi avete i vostri talenti, le vostre sensibilità, io non mi sento così diverso da voi, voglio dire, però è chiaro che posso portare porto il mio punto di vista, che quindi va ovviamente decantato all'interno della mia esperienza e della mia formazione in qualche maniera. Quindi se c'è qualcosa che non ho capito, qualcosa che non mi torna, tranquillamente io sono qui pronto a ricevere qualsiasi domanda. Allora, viene prima l'individuo o la relazione. La prima slide parla proprio di comunicazione. Perché ho messo questa slide sulla comunicazione? Perché quando al centro della famiglia mi arrivano coppie in difficoltà, mi dicono: noi tutto bene, abbiamo solo un problema di comunicazione, no? E allora c'è proprio la cosa che io colgo, è un po' la cosa che anche è uscita da qui, che la relazione sia come qualcosa che connette due o più persone, quindi c'è come ci fossero due individualità, due persone che poi vengono messe in relazione tra di loro con questa specie di ponte che è la comunicazione. Non vorrei stressarmi con gli assiomi sulla comunicazione, visto che ce li abbiamo sotto mano, però visto che ci sono qua, ve li faccio un attimo vedere, no? Quali sono poi gli assiomi del comunicare? L'impossibilità di non comunicare, no? Il primo assioma, non so se già le avete toccate queste cose da qualche parte. Bene, allora questo è un libro che ha fatto storia sulla comunicazione e ha passato, secondo me, a livello a volte anche superficiale, un'immagine della comunicazione come fosse uno strumento appunto per connettere più persone, due o più persone. Il primo assioma dice: chi farà il laboratorio potrà toccare con mano, è impossibile non comunicare. Ci sono diversi livelli di comunicazione, si parla di comunicazione verbale, non verbale, interazione complementare, simmetrica, ma se andiamo a vedere esattamente che cosa tratta la comunicazione, se andiamo a studiarli per bene ognuno di questi assiomi, questi più di comunicazione parlano di relazione. Nel senso che quando io dico è impossibile non comunicare, lo sto dicendo che è impossibile che io entri qui dentro e non faccia un effetto o qualcosa sulle persone che mi stanno di fronte. E in quel momento, quando io creo un effetto, un cambiamento sulle persone che ho davanti, sto creando una relazione. Questo è il fatto. Poi non necessariamente relazione significa relazione intima, relazione amichevole. Relazione significa entrare in contatto e produrre un cambiamento nella persona che ho davanti. La stessa cosa, il secondo assioma dice che nelle comunicazioni c'è sì quello che ci si dice, ma nelle comunicazioni si stabiliscono anche dei livelli di relazione, cioè se io dico una cosa cortesemente o la dico in maniera imperativa, nel tono e nelle cose io stabilisco una relazione tra me e quello che ho davanti. Quindi non soltanto cosa gli dico, ma anche come lo dico stabilisce già una relazione. La punteggiatura, noi psicologi qua ci andiamo a nozze perché quando ci sono degli eventi che si succedono, la cosa più interessante è che ognuno ha il suo modo di leggere la storia che gli è capitata. Esempio classico, io attingo ovviamente dalla mia esperienza, un litigio, un tradimento, qualsiasi cosa, se tu prendi i due partner, ognuno dà una sua lettura della cosa, perché lui dice le cose sono andate così, 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 e l'altro dice no, guarda che sono andate così, 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 ma vogliamo questa cosa qua. E ancora una volta questa può essere letta ad esempio come mancanza di sintonia, per esempio, ossia ognuno dà le sue punteggiature.
Non ne parliamo poi di comunicazione numerica analogica piuttosto che interazione complementare simmetrica. Comunicazione complementare simmetrica è una modalità di comunicazione per cui le due persone si sentono allo stesso livello piuttosto che le due persone lavorano in complementarietà. Quando due litigano di solito sono in simmetria, di solito, no? Io non mollo e tu non molli. Quando uno invece molla, in quel momento passa in complementarietà e cede all'altro la strada. Parlando di relazioni, parlando di relazioni, la relazione simmetrica si ha spesse volte quando due, parlo sempre di coniugi perché questa è la mia esperienza, due o coniugi o fidanzati si mettono insieme, convivono, eccetera, dove però la regola è facciamo 50-50. Se io in casa, nelle mie fatiche, metto fin qua, tu devi mettere fin qua. Questo è una relazione, ad esempio, molto simmetrica. Situazioni che capitano. Può essere, ad esempio, che qualcuno in una coppia, o per motivi di salute, o per motivi di lavoro, eccetera, vada in deroga al 50-50, no? Allora, perché devo andare all'estero, perché ho quell'importante appuntamento, perché qua, perché là, allora uno dei due coniugi si deve sobbarcare magari un maggior peso, ad esempio, nella produzione della casa, per esempio. Quindi si viene a creare un'interazione di tipo complementare. Ma attenzione che tutte le interazioni complementari, prima o poi, se non vengono saldate, comportano di solito un estratto conto, perché chi di solito tira la carretta, insomma, o si fa carico di tante cose, lo fa, però di solito c'è un limite a questo. Questo era la comunicazione. La comunicazione, tra l'altro, ed è stata un po' travisata, implica una specie di relazionalità abbastanza lineare tra le due persone, nel senso che io ti dico, tu mi dici, cioè di solito il modellino classico è quello del telefono. Invece, parlando di relazioni, noi usiamo, e ci è molto più utile anche operativamente, parlare di sistemi circolari e sistemi omostatici. Cosa significa questo? Significa che quella coppia, quella famiglia, quelle due o tre persone che vanno in comunicazione o relazione, non sono due persone individuali o singole che comunicano, ma sono un unico sistema che ha una sua unità, la quale entra in relazione per dare scopi. E come tutti i sistemi esistenti e viventi, ogni sistema ha il suo equilibrio e ogni sistema che viene a costruirsi cerca di mantenere l'equilibrio ottimale. Questo di solito viene usato come esempio classico quello del termostato, no? Nel senso che se io in una stanza metto 17, qualsiasi cosa accada qui dentro, la temperatura qui dentro sarà 17. Sia che tutti ci mettiamo a fare flessioni per aumentare la temperatura, sia che apriamo la finestra. Il concetto di omeostasi è che ogni sistema ha la sua, quindi vuol dire ogni coppia, ogni famiglia, ha il suo baseline di funzionamento che è quello. E questa è effettivamente per noi una relazione. Ed è per questo motivo che dire, siete voi però tante volte sento, no? Se io fossi al posto suo di lei non farei questo, non accetterei quello, non l'avrei mai accettato. Probabilmente tu con tuo marito, con tua moglie non l'avresti mai accettato, però lì dentro quell'accettazione dà un equilibrio a quel sistema. E siccome quei due si sono incontrati perché non so se il loro equilibrio è quello, quindi difficile far paragonare la propria coppia, la propria famiglia con quella famiglia di cui magari non capisco i comportamenti. Proprio perché ogni famiglia, ogni sistema, ogni coppia, ogni
sistema di relazione è unico e irripetibile e ha la sua unicità, quindi è un po' un oggetto unico e raro. Allora vi propongo una sola slide pesante, con definizioni, sarà l'unica. Perché? Perché a questo punto io vi vorrei dire un attimino come al centro e come nella nostra formazione, nella nostra creatività noi intendiamo le relazioni. Per noi relazione è la capacità che sviluppa ognuno di noi nel corso della vita di stabilire relazioni con gli altri. E una persona, un individuo, persona, è costruttrice e costruita a sua volta dalle relazioni che lui intrattiene. Per noi questo è un aspetto molto importante. Vuol dire che tutti i contatti, tutti i rapporti, tutte le relazioni che noi intratteniamo ci costruiscono e a nostra volta le costruiamo. Per noi questo è fondamentale, soprattutto per chi ha delle relazioni d'aiuto, perché questo vuol dire, anche come strumento, che con qualsiasi persona con cui noi entriamo in relazione, sia essa ai nostri occhi buona, cattiva, bella, brutta, quello che volete, entrando in relazione con loro, ci costruiamo di loro e a nostra volta, soltanto per il fatto che veniamo in relazione con loro, andiamo a costruire anche loro. Questo non è poco, questa è una cosa per noi molto importante. Questa non è una definizione che noi abbiamo tirato giù così, ci siamo sognati un giorno di fare, ma è al centro di una teoria dove il professor Cusinato e altri ricercatori ci hanno lavorato 30 e 40 anni, insomma, c'è chi ci ha dedicato la sua vita a questi studi qua. Competenza relazionale, caratteristica individuo nel costruire e mantenere relazioni intime e non intime, dove intime e non intime qua stiamo parlando di intimacy inglese, non stiamo parlando di sessualità, stiamo parlando di relazioni intime, di dove sono relazioni in cui io come persona che sono di fronte condivido gioie e dolori, questa è la definizione classica, quindi vuol dire avere una profondità, una connessione, un uscire di sé, tutte quelle cose che voi avete detto, non da poco. Questa è una relazione intima per noi. Oppure anche relazioni non intime, che magari sono quelle un po' più superficiali, più strane, più strumentali, più basate sullo scambio. Questo per noi è costruire la relazione. Per assurdo, una persona messa su un'isola deserta può vivere biologicamente, ma neanche psicologicamente, ma proprio relazionalmente sarebbe inesistente. Perché è così che noi in qualche modo ci costruiamo. E se ci pensate bene, da quando nasciamo, diciamo dall'alba al tramonto, mettiamo così, noi siamo allevati e quindi entriamo in relazione con persone significative e la nostra vita di solito è sempre un passaggio per persone significative, genitori, partner, figli, quel particolare allenatore, quel particolare parroco, quel particolare padre spirituale, sono tutte persone che voi senza che ve ne accorgete scrivono nella vostra modalità di entrare in relazione con gli altri e scrivendo vi costruiscono, ma anche voi a vostra volta donate e costruite. Ve la faccio solo vedere, tranquilli, non ve la stresso. Questo era quello che vi dicevo, la teoria, insomma tutto il lavoro di 40 anni di ricerca. Qui ci sono 3 libri, ma dietro ce ne sono almeno altri 58 e poi ci sono articoli a non finire scientifici pubblicati. Perché ve la faccio vedere? Perché per noi le relazioni sono una cosa talmente complicata e talmente complessa che non è possibile rappresentare con un'unica definizione o con un unico modellino esemplificativo. Noi fino ad oggi ne abbiamo dovuti sviluppare almeno 16, che vuol dire 16 modalità di leggere le relazioni da prospettive diverse. Quindi sempre la stessa cosa, ma vista da più punti di vista. Questo per far sì cosa? Per far sì di mettere in evidenza tutte le peculiarità delle relazioni in maniera molto
così passo molto velocemente, ma non passo i modelli perché poi ne tirerò fuori 3-4 e la trattazione sarà su questi modelli. Per quanto ci riguarda noi, siccome il nostro capo ricerca ormai non c'è più, era Luciano Labate, era americano, empirico, per noi costruire una teoria significava avere un corpus scientifico che fosse verificabile, che fosse applicabile a tutti i campi, che fosse ripetibile, che fosse fruitful, questo non si traduce, cioè che fosse generativo, ecco, se fosse questo, cioè generativo di nuove conoscenze, e gli manca ma che fosse anche misurabile, perché un po' tutti questi modelli almeno principali sono stati verificati anche con i numeretti. Ne ho solo, vedete che ci sono più livelli, perché per noi quando si parla di una teoria c'è tutto il corpus teorico di tipo metateorico, però ci sono poi anche i modelli applicativi e soprattutto una teoria deve dare anche degli strumenti applicativi, quindi noi l'abbiamo sviluppata gerarchicamente su questi aspetti. Parlando di relazioni, ne ho solo sottolineato uno in giallo, un modello così che volevo solo toccare è che quando parliamo di relazioni, una cosa è descrivere da fuori una relazione, una cosa è descrivere quello che noi vediamo. Non so se sapete, ma tutti noi abbiamo il nostro livello di autopresentazione sociale. Quindi, quando vediamo un comportamento, no? Quando vediamo una persona che si comporta in un certo modo, si sta comportando in un certo modo o è? No? Classici esempi delle tirannie dei linguaggi. Quella persona è un violento. Quella persona si sta comportando in maniera violenta o è un violento? Attenzione, perché già soltanto dire una cosa o dire l'altra significa, se si comporta in maniera violenta vuol dire che prendo la persona e dico tu sei questa e ti sei comportato così. Dire quello è un violento significa mettermi addosso, cioè significa, a parte l'errore logico che un violento non esiste, cioè proprio in termini di logica, però significa incastrare una persona dentro un aspetto così. Quando in terapia ti arriva qualcuno che alza le mani piuttosto che uno dei primi lavori che devi fare è cercare di recuperarlo, no? Perché sennò comincia a fustigarsi più davanti e lì non esci più, no? E allora dici, vabbè, questo sei tu, però questi sono i tuoi comportamenti, però non sei questo, cioè scindere un attimo le due cose. Però attenzione che tante volte quella persona è un violento, quella persona è, chi lavora con persone viene un po' fregato, okay? Perché c'è un livello di presentazione, c'è un livello di autopresentazione, c'è quello che noi vediamo e poi noi non sappiamo sotto le cose come stanno, perché noi non abbiamo la possibilità di aprire le persone e vedere come sono fatte da questo punto di vista. Noi possiamo solo vedere come si comportano. Il nostro modello cardine, modello relazionale di importanza SEAT. Allora, questo modello è il modello che noi usiamo nella formazione, sarà di base penso anche al laboratorio, nessuno se ne accorge, ma sono sottostelle le sue strutture e un po' lo usiamo dappertutto. È un modello che ci ha permesso di andare oltre al modello di autostima. Non so se nessuno autostima, questa parola che gira, l'autostima, deve migliorare la mia autostima, dobbiamo lavorare sull'autostima, l'autostima deve aumentare, dobbiamo far sì che gli altri aumentino l'autostima. Quando al centro della famiglia, appunto quando ero molto piccolino, ho cominciato a lavorare con il modello dell'autostima, si sono anche fermati, perché autostima significa tirarsi su, però si può fare in due modi, posso lavorare su di me o posso abbassare quelli vicini. L'autostima diventa un concetto relativo. Allora, quando ci siamo accorti che cosa voleva dire lavorare sull'autostima con le coppie, significava dire benissimo, siete arrivati voi due, adesso tu fai il tuo lavoro, crescete bene assieme, autostima,
crescete di autostima e dopo vi mettete assieme e vi continuate. Basta, avete già capito come andava a finire, no? Un po'... Tutti e due crescevano ma da soli, per conto proprio, l'autostima era aumentata, stavano meglio, perché poi quando venivano riportati uno verso l'altro non era così più logico la cosa. Allora, abbiamo fatto il passo avanti. Allora, oltre a lavorare sull'importanza di sé, bisogna che contemporaneamente teniamo presente che dobbiamo anche tenere conto dell'importanza degli altri. Noi, con le nostre ricerche, insomma, con questo modello, abbiamo dimostrato, utilizzandolo e applicandolo, abbiamo visto che ci sono 4 possibilità se noi cominciamo a combinare queste due dimensioni. Nel senso che è chiaro che la persona più virtuosa, più funzionale è quella che nelle relazioni riesce a dare importanza a sé e contemporaneamente dare molto valore all'altro. Però non è sempre così automatico. Tante volte ci troviamo di fronte a persone che danno molta importanza a sé e magari non ne danno agli altri. La persona cosiddetta selfish, diciamo che il prototipo è l'egoista o l'egocentrato. Però attenzione che c'è anche il rovescio della medaglia, quello che dà tanta importanza agli altri perché così mi hanno insegnato, eccetera, eccetera, e che non dà nessuna importanza a sé o se ne dà molto poco. Il classico tappetino delle relazioni, quello che noi abbiamo chiamato selfish. Dopo, se uno non ha né l'una né l'altra, noi siamo più verso la patologia. Questa è un po' la cosa disastrosa. Per noi questo è una cosa molto importante. Quando lavoriamo in formazione, lavoriamo perché le persone diano la giusta importanza a sé e poi lavorino anche sull'importanza degli altri e poi, cosa difficile, combinino le due cose. E se non l'avete capito, qui sotto c'è la regola aurea trasversale a molti, ecco, ama prossimo tuo come te stesso. Questa è la base di questo modello, che comunque noi abbiamo anche dimostrato, insomma, e lo abbiamo anche applicato. E l'acqua calda che fai scoprire tante volte quando andiamo nelle parrocchie, che lavoriamo con le catechiste e tutti gli operatori, è che l'importanza di sé, ad esempio, non viene abbastanza valorizzata, viene vissuta quasi come con colpa, non so come dire, è una cosa che non posso permettermi e quindi cadiamo verso il basso a destra. D'altronde dice anche il passaggio, se non vuoi bene a te stesso, di che bene puoi volere agli altri? Cioè, che bene è che vuoi agli altri? Se non sai apprezzare te stesso. Guardate che voler bene a se stesso, dare importanza a se stesso non significa, come dire, buttare giù gli altri, significa riconoscersi e farsi anche dei regali a se stessi, perché siamo anche dei doni, no? Quindi magari noi meritiamo ogni tanto senza necessariamente schiacciare gli altri, però senza dimenticarci che ci sono anche gli altri che devono partecipare a questa festa. Mettiamola un po' così. Io poi per voi, ma anche no, avevo pensato a un esercizio basato su questa cosa, non ve lo faccio fare, però è un esercizio che di solito noi facciamo fare in formazione per misurare quanta importanza diamo noi a noi stessi o quanta importanza diamo agli altri. Allora è uno strumento semplice e banale e semplificato, però voi se volete potete farlo così per conto vostro. Questo esercizio, ci sono degli strumenti più complessi ovviamente, però in formazione bisogna lavorare easy e con quello che non si può stare a mettere psicometria sopra le persone che hai davanti. Noi invitiamo di solito a fare questo. Sentite, prendetevi un periodo vostro di riferimento, volete un mese, una settimana, benissimo. Fatevi due conti
Su quanto, anche in termini di tempo, no? Quanto tempo dedicate al lavoro? Quanto tempo dedicate alla carriera, devo dire, alla formazione? Quanto dedicate alla casa? Quanto investite sullo sport? Quanto investite sugli hobby? Considerando che noi consideriamo così in maniera anche abbastanza superficiale questi aspetti come qualcosa che riguardano noi stessi, in qualche modo, una cura di noi stessi, no? Dopodiché, contate quanto tempo investite in parrocchia, perché queste magari sono le persone che abbiamo di fronte, sul partner, sui figli, su altri familiari importanti, sugli amici, cioè quanto investite sugli altri, no? Bene, facciamo che il vostro tempo di un mese o di una settimana, se volete, tipo è 100, mettete giù i mattoncini e dopo se volete, condividete cosa mettete giù. Bene, quando si passa dalla strada a mettere giù il numeri, non perché vogliamo misurare, ma perché vogliamo toccare magari, o provare a toccare quanto dedichiamo a noi e quanto dedichiamo agli altri, le persone a volte hanno dei ritorni curiosi. Mica che gli cambia la vita, però una riflessione magari in più la fanno rispetto a queste cose. Secondo modello, un altro modello che noi abbiamo sviluppato, un modello di differenziazione relazionale. Secondo questa prospettiva, secondo anche questo modello che abbiamo valutato, lasciate stare i numeri, ma ho fatto in velocità la fotocopia del libro oggi pomeriggio. Questo modello, che poi ha preso da altri modelli, noi ci differenziamo dalle altre persone, abbiamo due possibilità rispetto alle persone che ci stanno vicine e che ci hanno allevato, ci hanno fatto crescere. Noi possiamo differenziarci o per somiglianza o per differenza. Se quella è la norma, cioè se quella è la cosa che tu hai di fronte, tu puoi decidere due cose, o fare come lui o fare l'opposto di lui. Dopo noi nel nostro modello abbiamo fatto una gradazione, no? Nel fare come lui, vedete le cose alla vostra sinistra, c'è similarità, sarebbe, allora in italiano sarebbe faccio come fa lui, faccio esattamente quello che fa lui, e qui saremo nella simbiosi, cioè sono un tutt'uno con lui. Quindi vuol dire, nella mia modalità di differenziarmi, di assomigliare agli altri nelle relazioni, io posso essere come lui ma con un po' di differenza, uguale come lui, o posso essere un tutt'uno con lui. Dall'altra parte noi abbiamo differenziato l'opposto nelle relazioni, come posso differenziarmi un po' da lui, posso essere l'opposto di lui, posso essere distruttivo nei confronti di lui. Queste sono le due relazioni. Allora, rispetto alle persone nostre di riferimento, le nostre persone significative, assimilazione o simbiosi è la classica situazione dell'innamorato. Quando uno è innamorato è fuso, no? Quando ha quella droga naturale che dura, dicono fino a 2 anni, non lo so, insomma, che dura un certo tempo, finisce perché sennò uno sta male. Quella è una situazione, ad esempio, di relazione di tipo simbiotico. Faccio esattamente come vuole lui, sono quelle situazioni anche familiari e di coppia dove il partner può dire vede ciabatte nel nemico, no? Questa cosa la faccio, va bene, allora faccio come lui, invece a livello di similarità significa dire però guarda che bella roba che ha questa, non è che voglio anch'io assomigliare a lui in questa cosa. La stessa cosa è per la differenziazione, dove si dice però lui è molto interessante su queste cose, però io vorrei, questo lo tengo, però vorrei fare qualcosa di diverso. Oppormi a lui nelle relazioni, è la classica situazione del figlio adolescente, bastiamo contrario per definizione, quindi
dici A, lui dice B, tu dici B, lui dice A. Questo è l'opporsi. E poi l'alienazione diventa quei momenti di relazione difficile che possono essere anche distruttivi, ma sono forti, il contrasto è forte. Allora, aspetta che qua mi sono perso, qua se l'è mangiata, benissimo, addio, vabbè. Allora, queste gradazioni di somiglianza e differenza sono tutte fisiologiche, cioè ce le abbiamo tutti, cioè noi non è che siamo o tutti così rispetto a quello che abbiamo di fronte o tutto così o tutto così. È naturale che noi abbiamo questa gradazione, è fisiologico che sia seconda questa curva a campana, cioè che i livelli più funzionali siano quelli centrali, siano più alti, e poi i livelli, quelli semifunzionali o più disfunzionali siano più bassi, però ci vogliono tutti per costruire le relazioni. Non è che uno può essere etereo o soltanto passionale o soltanto va bene faccio il tappetino e dico sempre di sì, oppure no, io faccio il bastian contrario dappertutto. Sono fisiologiche che nella nostra tavolozza delle relazioni abbiamo queste competenze, purché siano in una come si dice, in una proporzione di questo tipo. Vediamo un po'. Questo è quello che vi ho appena detto all'italiana. Perché questo? Perché in qualche modo queste modalità di entrare in relazione con gli altri per l'utilizzazione creano un po' alla volta i nostri stili educativi. Ossia, se noi ci sviluppiamo soprattutto sulle porzioni centrali, possiamo dire che quelle due modalità lì ci aiutano a sviluppare uno stile che noi chiamiamo conduttivo creativo, che sono modalità di relazione o competenze relazionali che sono in grado di essere fruitful, di essere generative di qualcosa di nuovo, che sono molto funzionali. Se noi invece ci attestiamo più su uno stile relazionale di tipo mi oppongo o mi adeguo a quello che ho di fronte, stiamo più sul reattivo ripetitivo, che ha una grande caratteristica questa modalità di entrare in relazione, lascia la relazione esattamente com'è. Questa è una cosa, ad esempio, che noi troviamo sempre. Lì dove troviamo adeguamenti e reattività di tipo, cioè litigi non distruttivi, ma quelli litigi di tutti i giorni, di un certo tipo, fanno sì che la relazione, ad esempio all'interno di una coppia, ma rimanga sempre ad un livello statico. In un modo o nell'altro la coppia da lì non si muove. Diventa invece problematico quando la relazione si stabilisce sulle code. Attenzione che queste poi sono attaccate, come vedete dalle graffe, perché in qualche modo sono tutte facce, no, a coppie sono facce della stessa medaglia. Cioè lì dove, per esempio, c'è grandissima simbiosi relazionale, dove c'è una relazione profonda, intensa, basta poco, perché tutta quella, chiamiamola energia positiva, carica positiva, relazione positiva, se viene ferita in automatico salta dall'altra parte e diventa distruttiva. Insomma, il classico amante tradito o che si è sentito ferito, quando è ferito diventa abbastanza ferocino. Questa vuol dire la stessa, le due facce di una stessa medaglia. La stessa cosa dicesi per mi adeguo, mi oppongo, dove io posso adeguarmi, ma dopo a un certo punto, quando salta il click, passo dall'altra parte un attimo, adesso no, basta, adesso in poi non si fa più. Però è sempre una modalità di relazione passiva, non è una modalità di relazione generativa di nuovo. Ti lascia sempre bloccato lì, si passa da una parte all'altra, però tutto sommato resta lì. È chiaro che il passaggio successivo sarebbe promuovere soprattutto uno stile di relazione di tipo conduttivo creativo. Conduttivo vuol dire dove ognuno ha la
capacità di condurla questa relazione, non di viverla in maniera passiva, non in maniera ripetitiva, quindi di condurla e anche di introdurre quel nuovo che fa sì che la relazione possa crescere ed evolvere ed essere a sua volta la relazione genetica. A questo proposito, sugli stili relazionali, avevo appena finito una ricerca e noi abbiamo chiesto a 200 persone, insomma, ho fatto un campione abbastanza equilibrato, quindi 200 persone che avevano penso dai 18 ai 60, e siamo andati a studiare un pochino questi stili relazionali. Con questa domanda, la faccio così ve la semplifico in maniera molto semplice, e ho detto, ne abbiamo chiesto con un questionario, come avete vissuto la vostra infanzia, no? In che tipo di contesto, di stile relazionale i vostri genitori vi hanno allevati? Allora ognuno ha dato la sua descrizione. Dopodiché abbiamo chiesto, benissimo, in che clima di stile genitoriale state vivendo oggi? No? E loro hanno risposto. Allora la cosa che poi noi abbiamo fatto è stato mettere in relazione diciamo in qualche modo il contesto relazionale in cui sono vissuti con il presente, no? E la cosa interessante che è venuta fuori è che magari uno poteva pensare, se tu sei cresciuto in uno stile, i tuoi genitori tu li hai vissuti come abusivi apatici, probabilmente tu perpetti questa cosa, no? Per vicinanza, e ci si poteva aspettare questo. Invece ciò che emerge è che sì, ci sono delle relazioni tra questo stile e gli altri, ma sono abbastanza deboli. Quelle che sembrano avere una grossa influenza sono questi centrali, il conduttivo creativo. Cioè, lì dove c'è stato uno stile conduttivo creativo tra i genitori è perpetuato, anche in qualche maniera si è correlato in maniera positiva con gli stili che la persona starà vivendo. Ma lì dove è mancato, dall'altra parte c'è stato l'incremento degli altri. Non so se riesco a far passare perché è un po' complesso, un po' articolato. Premesso che i tre stili non è che noi abbiamo o questo o questo o questo, noi abbiamo una combinazione, siamo stati noi che siamo stati a spaccarli un pochino, no? Però bene o male ne abbiamo una combinazione, come vi dicevo prima, è fisiologico che ce ne sia in certe proporzioni. Però quello che sembra aver fatto la differenza è stata la presenza senza solo di questo. Questa è stata la cosa interessante. Poi l'altra cosa, però magari ve la faccio come domanda. Sì, sì. Cioè, io ho capito che se c'era la presenza di questo stile conduttivo creativo nei genitori, Nelle relazioni attuali presenti si correlavano in maniera logica, cioè si è trasmesso. in qualche maniera la sua presenza alta faceva sì che nelle attuali fosse alto questo e fosse basso questo. Non è chiaro se c'era l'assenza, cioè se c'era Se questo è assente, siccome è una correlazione, di per contro abbassa il conduttivo, quello buono, diciamo, quello più virtuoso nelle attuali, ma ti aumenta queste. Ti fa crescere queste, cioè l'attuale, tanto per dire in maniera diretta, uno stile abusivo apatico o reattivo ripetitivo vissuto nel presente non è dato più che sia da questi nella tua famiglia di origine, diciamo così, ma è dato dall'assenza di questo. ma se era assente quello vuol dire che c'erano presenti gli altri. Sì, però in correlazione questi non correlano con quegli altri. Allora, la correlazione non ve l'ho messa perché non volevo, a me piacciono, però poi non so mai che effetto danno sulle persone che ho di fronte. La correlazione dice questo si lega con quello, no? Allora, nella famiglia di origine questo si lega con quelli del presente, si lega con un segno di questo tipo: positivo positivo col CC, negativo con questi due. Però è chiaro che se questo ce n'è poco, proprio per il gioco dei segni, questi salgono.
D'altra parte però le altre due scale non correlavano, cioè correlavano sì ma in maniera più debole, sono sotto certi valori, quindi c'è la relazione. Quindi l'indicazione è che è questo che bisogna, cioè strucca, più che a dire non bisogna fare questo, bisogna lavorare su questo, cioè non so se ecco, questo è un po' il senso di questa ricerca. Le analisi le ho fatte l'altro ieri, quindi non è stata pubblicata. Però c'era un'altra cosa, però questa ve la lascio a voi. Ho fatto la differenza maschile, no? Allora, nelle relazioni attuali, no? Allora, c'è uno stile abusivo apatico che diciamo è un po' più primitivo, un reattivo ripetitivo e un conduttivo creativo. Secondo voi che differenza c'è stata tra maschi e femmine su queste misure? Questa è l'altra ipotesi, la sua ipotesi. Altre ipotesi? Chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi è neutro? Allora, gli uomini in maniera abbastanza significativa e anche come si dice con la dimensione dell'effetto abbastanza medio, quindi sono più su questo versante qua. Abusivo apatico, almeno si sono descritti così. Le donne, come voi avete intuito, hanno maggiore, si descrivono di vivere di questo tipo di stile relazionale, però non, significativamente maggiore, ma si dice con effetto, dimensione dell'effetto piccolo, quindi vuol dire sì, c'è una differenza, ma non è poi così tanta, però c'è. Ok? Queste erano le ricerche. Questo è un po' un modello che noi usiamo e ci serve sia per studiare le situazioni, ma ci serve anche poi come applicativo per capire come lavorare con chi ci lavora. Fatto questo modello, ce n'è un altro. Ditemi quando siete stufi di modelli. Allora, un modello era, allora adesso io lo lascio là, però non prendeteci troppo la testa a leggerlo, vediamo se riesco a spiegarvelo. Questo è uno con il quale abbiamo pubblicato dal 2012 a oggi e ci sono due pubblicazioni che sono ferme lì, stiamo litigando, non si litiga, stiamo colloquiando, relazionando con i referenti, cioè quelli che ogni volta te lo rimangono indietro dicendo sistemamelo di qua, sistemamelo di là, perché non è così facile poi neanche pubblicare, però abbiamo, diciamo, in questo momento la ricerca un po' centrata su questo modello qui relazionale. Questo modello descrive in qualche modo la circolarità delle relazioni e descrive come una persona entra in relazione con le altre, nel senso che nel momento in cui io mi propongo, entro in relazione con una persona, dice il modello che poi è stato verificato, dice io la prima cosa che faccio, non so, questa bella signora per esempio, la prima cosa che io faccio è muovere comunque un'emozione, qualunque essa sia, positiva, negativa, neutra, eccetera, alla quale lei tenderà, di base a dare una risposta, quindi ad uno stimolo relazionale lei dovrebbe tendere a dare una risposta relazionale, ma su questa risposta relazionale, vedete, forse si capisce meglio con la successiva. Allora, allora non prendete paura di numeri, non prendete paura di numeri, guardate soltanto il flusso, lasciate stare i numeri. Allora vuol dire che quando io incontro, la signora mi incontra, ha una scossa emotiva, mettiamola così, no? Per cui tenderebbe ad agire nei miei confronti una risposta, quella A in fondo si chiama azione, una risposta. Però vedermi e tirarmi dietro qualcosa, magari può essere questa la prima reazione, c'è tutta una serie di filtri. Per esempio, entra in moto la razionalità di dire, aspetta, siamo in un contesto qua, c'è anche con Samuele, aspetta, che prima che mi tiri qualcosa, qui proprio non è proprio la stessa cosa, no? Poi ci sono due livelli di consapevolezza, dove dice, ma tutto sommato mi sono già trovato in una situazione del genere, siamo in un contesto sociale
quindi posso anche fare, c'è anche un marito, quindi posso anche fare almeno di tirargli qualcosa, no? E ovviamente c'è un contesto che è questo contesto qua, simil parrocchiale o parrocchiale, insomma teologico, per cui in qualche modo mi modera ancora una volta la ciabatta, magari invece di tirargli la ciabatta alla sedia, gli dico faccio così, per esempio. È chiaro che la sua risposta, a sua volta, darà a me, sarà per me uno stimolo che darà a me a mia volta un'altra emozione, quindi a mia volta darò una risposta immediata. Allora, questo modello un po' complesso, in qualche modo, lo abbiamo applicato in varie ricerche e in qualche modo si dimostra essere proprio di questo tipo. E la circolarità nella relazione è in questo modo. Abbiamo avuto la possibilità di applicare questo modello, ad esempio, con persone di due carceri, uno di Padova e uno non mi ricordo dove, con persone che avevano fatto reati quelli forti. E lì abbiamo per esempio dimostrato che in queste persone il flusso non è di questo tipo, cioè non è che sento un'emozione, agisco, no, prima di agire penso, mi ricordo, eccetera. Ad esempio in queste persone era emerso che prima agivano, quindi quella famosa azione relazionale era con il fondo, quindi appena lei mi vedeva agiva e dopo cominciare a attaccare, aspetta, adesso sento questo, forse è meglio quello, aspetta che ragiono. Ecco, voi capite cosa vuol dire in certe situazioni anche educative lavorare con queste persone. È poco tempo sta lì nel prendere consapevolezza di ma prima cosa bisogna dargli due freni per capire dove piantare il freno prima di scattare. Questa un po' è la metodologia. Questo è un modello che noi abbiamo in qualche modo testato. Poi è sempre sotto pubblicazione l'articolo. Anche qui abbiamo fatto una differenza maschi-femmine. Voi che dite, non so se avete più o meno capito il modello, no? Il modello è, adesso senza entrare troppo nello specifico, quello che sento, quello che agisco e diciamo degli aspetti o delle risorse relazionali intermedie che permettono un attimino di filtrare la mia risposta relazionale. Come ve l'aspettate voi le differenze tra maschi e femmine qui dentro? Allora ti dico subito no, sia maschi che femmine hanno lo stesso flusso. Ci sono delle differenze nelle dimensioni. Per esempio il maschio sente meno, cioè mediamente l'uomo sente meno. Questo noi l'abbiamo messo in connessione con gli studi sulla lessitimia. La lessitimia è un costrutto cognitivo che misura la difficoltà di gestire le emozioni. È una dimensione che viene studiata in tante problematiche. Noi l'abbiamo applicata con genitori di figlie anoressiche perché la letteratura riporta che sia chi ha disturbi del comportamento alimentare sia i genitori hanno difficoltà nel riconoscere e identificare le emozioni. Per cosa significa attaccarla? Questo è tutta un'altra roba, no? La lessitimia è questa. Allora, la letteratura riporta, e anche noi l'abbiamo verificata con la scala di lessitimia, che i maschi hanno più difficoltà a riconoscere le emozioni. C'è una teoria che si chiama teoria in inglese, ma che nella sua essenza dice, soprattutto nella cultura occidentale, perché qua è stata studiata, gli uomini, i maschi, sono educati a non fare l'uomo che non deve chiedere mai, a non piangere, a non prendere in considerazione le emozioni, e così abbiamo creato degli incompetenti emotivi in qualche maniera, tant'è che
moglie che si lamenta del marito che non è sensibile, che qua e che là, ha ragione, cioè voglio dire, c'ha la sua ragione e trova ragione un po' qui dentro, perché i maschi nella nostra cultura vengono educati a questa poca sensibilità alle emozioni. E voi capite in una relazione di coppia e di famiglia cosa vuol dire questo. Cioè questo diventa, insomma, ha un effetto, se poi è positivo o negativo traete voi le vostre conseguenze, ma sicuramente ha un effetto. Un altro elemento che è emerso rispetto a questo modello, oggi parlo sempre bene delle donne, ma nelle mie ricerche loro dicono sempre in competenze relazionali, io non so cosa farci, ci siamo accorti che le donne con l'aumentare dell'età aumentano le competenze relazionali, cioè queste, soprattutto l'azione, la consapevolezza, sono dimensioni che aumentano man mano. Negli uomini è costante, no? Quindi ricomincia e lì. La riflessione che abbiamo fatto è di questo tipo, a parte il pezzo di cromosoma in più, quindi avranno qualcosa in più di sicuro, soprattutto a parte. Guarda, siccome nel nostro modello noi siamo le relazioni che viviamo, quindi in più relazioni siamo, come si dice, in più relazioni siamo coinvolti e più ci alimentiamo e più cresciamo, obiettivamente le donne, soprattutto a partire dai 35 anni in su c'è questo aumento, dal nostro punto di vista, sono sicuramente loro che lavorano, che hanno casa, che devono tenere i figli, che devono tenere i contatti con i figli. I figli di solito non arrivano più a 20 anni, ma arrivano a 30, 35, e verso i 30, i 35, anche i 40 ci sono anche i genitori che cominciano a avere qualche anno in più e allora bisogna anche stare dietro ai genitori. E insomma, l'ipotesi che abbiamo fatto noi è che le donne in genere sono molto più chiamate o tirate dalla giacchetta, perché chiamate in campo relazionale, anche lì dove c'è bisogno, e sicuramente hanno una sensibilità diversa da questo punto di vista, perché se facciamo una somma stasera, insomma, fa presto capire di che colore è, se siamo più rosa o più azzurro. È chiaro che probabilmente alla base di questo aumento delle competenze relazionali ci sta proprio questo continuo coinvolgimento nel mondo relazionale. Quindi coinvolgersi per tante relazioni fa bene, insomma, questo è la cosa. Un altro modellino, ma veloce, non spaventatevi, serve più a me che a qualcun altro, che a voi. Questo è uno strumento. Un'altra ricerca che abbiamo fatto riguarda i contesti relazionali. Nel senso che quando parliamo di relazioni noi ci spalmiamo in maniera abbastanza generica. Abbiamo dimostrato in qualche maniera, l'abbiamo studiato, che alla fine sono, dal punto di vista pratico, sono 4 i contesti relazionali dove noi ci troviamo. Il contesto home, casa, focolare, per intenderci. Il contesto lavoro, quindi dove sei obbligato ad andare e ti trovi il collega che ti trovi. Il contesto ricreativo, che è quel contesto, che sono quegli spazi che io scelgo personalmente per ricrearmi. Può essere l'attività volontariale in parrocchia, può essere la palestra, può essere il gruppo di amici, può essere l'associazione, però quelle sono relazioni che scelgo io. E poi è brutta la traduzione che è sopravvivenza, ma che sarebbe quei contesti dove sono obbligato ad andare, cioè se voglio mangiare devo andare al supermercato, se ho una malattia devo andare dal medico, se non sto bene devo andare da qualcuno a farmi aiutare. Quindi non sono relazioni che io scelgo, sono relazioni che sono obbligato. Si dimostra che noi non funzioniamo nella stessa maniera nei 4 contesti. Possiamo essere in un certo modo a casa ed essere delle bestie al lavoro. Possiamo essere delle bestie al lavoro ed essere le persone migliori di questa terra a casa. Posso essere nell'ambiente ricreativo una
stupenda e poi magari a casa essere il bababù. Questa è la cosa che noi abbiamo verificato. E non solo, ma dovrei parlare di risorse, ci siamo accorti che devo introdurre un altro modello che mi è scappato, che sono quelle delle risorse che si scambiano nelle relazioni. Quando noi entriamo in relazione con le persone scambiamo delle risorse, ossia noi possiamo intrattenere relazioni, ma i modelli sono americani, quindi abbiate pazienza, ma c'entrano abbastanza le cose. Possiamo entrare in relazione per denaro, per beni, quindi vuol dire per ancora una volta aspetti economici, per dei servizi, cioè io posso entrare in relazione con te perché ho bisogno di un servizio o perché tu hai bisogno di un servizio. Posso entrare in relazione con te perché io ho bisogno delle informazioni o tu hai bisogno di informazioni, oppure posso entrare in relazione con te perché voglio una certa intimità relazionale, quindi una certa profondità, ho bisogno io e bisogno tu, oppure posso entrare in relazione con te, ecco il modello di prima, perché ho bisogno che tu mi riconosca come importante o io devo riconoscerti come importante. Queste sono le 6 risorse che in qualche modo anche la letteratura riporta che vengono condivise nelle relazioni. Bene, cosa vi aspettereste che a casa si scambia di più? Cioè le relazioni di casa, che vuol dire con i figli piuttosto con la moglie, eccetera. Secondo voi i contenuti degli scambi, non è che riguardano solo, ma su cos'è che potrebbero attestarsi? Le ultime? Quindi informazioni, importanza e intimità. Sì. Servizi? Sì, se uno bisogna mettersi d'accordo su chi fa cosa. Sì? Scusa. Bisogno, quindi importanza, quindi scambiare importanza. Ok, anche i soldi. Con i figli misuriamo, diciamo mica non è una nostra opinione, misuriamo, ci sono anche soldi. Nel contesto di lavoro cosa vi aspettate? Cioè se va a lavorare qualcosa, soldi. Bene, quello che noi abbiamo rilevato è che siccome il posto di lavoro bene o male ci stai 8 ore al giorno, ci sono molte relazioni anche di tipo intimo. Relazione intimo vuol dire una relazione col collega con la collega profondo, non significa la relazione extraconiugale, che sia chiaro. Abbiamo rilevato che anche nei contesti lavorativi dai un po' le fatiche, dai l'aiuto, dai questo, dai quello, si sviluppano molte relazioni intime e lì poi le derive che poi saprò anche ben capire. Quindi adesso oltre alle risorse, la cosa importante che volevo farvi passare è che a seconda dei contesti noi possiamo essere diversi fondamentalmente relazionalmente, e non è che siamo meno veri di qua o più veri di là, è proprio il contesto che marca il nostro modo di relazionarsi con le persone. Arrivo agli ultimi due come se un altro modello, questo l'ha presentato qualche giorno fa, dove ho presentato adesso un'altra cosa, come si costruiscono le relazioni. Allora vi ho appena detto quali sono le risorse, no? Le risorse che si scambiano in relazione sono importanza e intimità, informazioni e servizi, beni e denaro. Importanza e intimità costituiscono la modalità, noi chiamiamo un altro modello, la modalità dell'essere, cioè l'essere quando
essere, fare o avere, no? Classico. Allora, queste tre parole che di solito girano sono abbastanza intuitive, ma un po' così poco definite. Noi le abbiamo definite attraverso proprio le risorse. Il fare è legato a dare informazioni e servizi, l'avere è legato a beni e denaro, importanza e intimità sono legati alla modalità dell'essere. Però attenzione, questo è ad esempio un altro livello, che diventa un altro modello, un'altra riflessione, che chi una relazione gestisce fare e avere ha il potere nella relazione. Perché un altro livello dove noi possiamo classificare o concettualizzare l'azione di una relazione è che sì, che in una relazione le modalità possono essere, fare, avere, ma le relazioni, cioè le modalità di una relazione possono essere, questo è un altro livello, di presenza o potere. In una relazione, attenzione, anche al lavoro, dove volete, chi gestisce informazioni, chi gestisce servizi, beni e denaro, ha in mano il potere. Se voi volete giocare sul potere, questi sono gli aspetti. Molte relazioni, allora non è che le relazioni si costruiscono per potere, però tante volte tanti conflitti emergono perché il potere per problemi di potere. Mi viene qualche esempio? Anche sì, ma lascerei stare in qualche maniera. Questi sono due livelli importanti. Il potere viene ad esempio molto fuori, la gestione del potere sono tutte le situazioni ad esempio di abuso, violenza. Lì ad esempio non c'è più una relazione alla pari, ci sono relazioni in cui i poteri sono rovesciati. Di solito chi detiene il potere detiene beni, i denari, vengono in mente situazioni, no? Tu non devi lavorare, devi stare a casa, scusatemi, ma sono cose che poi vedo anche di giorno. No, tu devi stare a casa, tu ti devi occupare dei figli, tu ti devi occupare di questo, tu ti devi occupare di quello. E poi si trova la signora che arriva a un certo punto della vita dove dopo essere stata a casa 10 anni a curare i figli, bla bla bla, e il marito fa il talletto a destra e a sinistra, gli tocca anche subirlo, perché dice: e io dove vado? Cioè, in maniera molto concreta, dove vado? Ha lui i soldi, io non ho niente, non ho lavoro, eccetera, eccetera. No? Questo arriviamo a livelli estremi, però il potere non è un elemento secondario all'interno di una relazione, soprattutto in una relazione intima, una relazione di coppia, perché mette delle posizioni molto diverse. Ultimo, credo, sì, come si costruisce un'intimità relazionale di coppia. Allora, uniamo un pochino tutti i pezzettini. Vi dico subito che voi vedete che c'è scritto negoziare e da qualche parte dovrebbe essere scritto amare. Sì, negoziare è la parte grigia e amare è la parte bianca. Allora, per quello che vediamo noi nella nostra esperienza, togliamoci dalla testa che per fare una generativa relazione di coppia, eccetera, eccetera, bastano grandi emozioni, grandi farfalle che girano, apostrofi rosa, destra, sinistra, cioè dove per fare una relazione importante serve sentimento. Per carità, è fondamentale, serve, ma non basta. Gran parte delle coppie che a noi arrivano affaticate non arrivano perché il sentimento si è spento, anche a volte per queste cose o queste cose, ma arrivano per problemi sul negoziare. Cosa significa negoziare? Torniamo un po' a un concetto che abbiamo visto verso l'inizio. Negoziare non significa patteggiare, non significa io e te siamo in relazione, ognuno deve portare a casa il
massimo della costa, non siamo due commerciali. Negoziare significa tu hai dei bisogni, io ho dei bisogni, cerchiamo di trovare la strada mediana, se vogliamo dirla così, affinché i bisogni miei e tuoi siano soddisfatti nel miglior modo possibile. Questo è tutto il termine negoziale, perché chiama negozio, però richiama un aspetto molto concreto del vivere comune. Questo è negoziare. Negoziare, non ho quasi paura di ferire l'altro, no? Quindi ben venga la capacità di amare, che adesso vediamo un attimino nello specifico cosa intendiamo, ma è fondamentale la capacità di negoziare. Chi ha fatto la formazione con noi facciamo anche formazione del matrimonio, c'è tutta la famiglia da circa 40 anni più o meno, con un nostro programma, e noi lavoriamo molto su questo aspetto qua, sul negoziare, cioè sul quali sono i miei bisogni, quali sono i tuoi bisogni, vogliamo mettere giù un progetto di coppia o stiamo assieme perché adesso è tutta primavera e a casa sono tutti contenti, non vedono l'ora che facciamo questa festa e finalmente andiamo a convivere. Vogliamo buttare giù un progetto di coppia, cioè vogliamo confrontarci su cosa vuoi anche tu dalla vita, cosa voglio io, in maniera ovviamente concreta, e poi si affronta giorno per giorno. Capacità di amare riguarda l'aspetto dell'affettività, ovviamente ci vuole un trasporto affettivo, ci vuole bontà, se non c'è, ci deve essere. La coppia, ovviamente, il rapporto, il progetto deve essere generativo, quindi che può voler dire avere dei figli, ma può voler dire che da noi possono nascere tante altre cose, cioè generativi significa essere fruitful, cioè può essere volontariato, può essere l'adozione, può essere possiamo fare insieme questo progetto, cioè essere sempre generativi significa essere costruttori di nuovo. E poi c'è anche ovviamente aspetto, ad esempio nell'intimità relazionale di coppia, l'aspetto della genitalità o se volete della sessualità, che riallacciandoci alla prima slide, per quel che mi riguarda, con le coppie che arrivano, è una delle forme di comunicazione più profonda e più immediata e più diretta. Tant'è che io quando ho una coppia, appena non subito, ma dopo un po' che ce l'ho davanti, per capire il termometro della coppia, chiedo nell'area della comunicazione fisica. A livello di comunicazione fisica come va? Poi faccio ragioniere, quante volte, eccetera, io entro un po'. Però già da lì, quando indaghi in quell'area lì, hai già un ritorno della coppia. Non è l'unico, però già ti dice molto quando lo indaghi. Perché per me è una delle forme di comunicazione più profonde. Lì è il corpo che parla, quindi quando mi chiedi, ma anche i momenti come ti senti e dove ti senti, lì c'è poco da dire. E tu senti lei o non la senti che c'è o non c'è? Quello non menti, da lì non si scappa. Ed è molto importante. Forse sì, mi ero lasciato un'altra cosa, ma anche la lascio stare, sta qua per il momento. No, mi fermo qua. Vabbè. Casomai mi fermo qua. Ecco, io credo di avrei anche qualcos'altro, però ho terminato insomma. Allora, questo è un percorso, questo è un programma, è molto condensato, c'è il programma di due esami universitari semestrali, psicologia dello sviluppo delle relazioni familiari, base avanzato, quindi è chiaro che qui è stato fatto un distillato, un condensato e a volte anche saltando anche qualche passaggio. Se avete domande io sono qua Per me subito parte della domanda tecnica, proprio base, riguardo alle slide, se ce ne
questa? Sì, con quella che riguardava quadranti dell'individuo, una delle prime dove L'autostima. Il modello Selfridge. Esatto, Mm. cioè, perché mi pare di aver capito tutto questo discorso per dire che la coppia è un organismo a sé, cioè la coppia va studiata, va analizzata, va anche aiutata, vedendola come non uno più uno, ma qualcosa di più della somma delle due parti. Va accolta, più che va accolta e sì. Sì, insomma, dal punto di vista poi dell'operatore del Sì, sì, sì. ma se all'interno di questa coppia Sì. ci sono due soggetti che sono posizionati in modo differente nell'altra slide, cioè c'è chi pensa più a sé e l'altro Sì. e l'altra invece magari ha un'altra posizione di quadranti, ecco che anche la negoziazione non credo che abbia tanti elementi positivi, deve lavorare prima su di sé l'individuo per poter arrivare a un livello di capacità di negoziazione. Allora, sì, ok, allora provo a mettere in relazione. Allora, lì la slide di prima, no, era quella dell'importanza seale, dice qual è la mia propensione, no? Sono più centrato su di me, sono più gli altri, eccetera. Bene, dall'esperienza che ho sia dai fidanzati che dalle coppie, non è che due si combinano a caso. Quindi nelle coppie dove c'è il selfish, dove c'è adesso un'etichetta, dico l'egoista, quello che è più centrato su di sé, 9 volte su 10 sai cosa si incontra? Anzi, con chi si incontra? Con una selfish. Questa è la... sì, si combinano, si combinano. E tante volte, era quello che ti dicevo da prima, no? Visti da fuori, dicono, ma voi siete matti, no, io non lo farei mai, però non glielo dici, no? Però dici, ma guarda, impossibile, ma guarda cosa c'è. Però sono degli equilibri, ripeto, che loro hanno trovato e che hanno mantenuto finché non arrivano in terapia, voglio dire, che finché dopo non saltano. Però solitamente si combinano. E adesso io non vorrei generalizzare ancora una volta perché poi vengono fuori delle generalizzazioni abbastanza che possono sembrare banali, però in qualche modo quello che ho detto all'inizio è questo: noi ci strutturiamo e siamo costruiti e siamo imprintati dalle prime relazioni, di solito le relazioni con le persone significative, rispetto alle quali noi possiamo, un po' quello che ti dicevo semplificando, o essere come loro o essere opposto, o variare, ma non è che puoi essere una roba diversa. E per il gioco di complementari tu vai a sposarti alla fine con chi? Con il complementare del tuo stampo, che 8 su, metto 6 su 10, ma non voglio dire 9 su 10, è la mamma o il papà. Non è una regola, diventa una cosa a volte superficiale, ma tante volte quando abbiamo la coppia e vediamo certi, si dice incastri, cioè che vuol dire certe combinazioni, quando poi vai a guardare la famiglia di origine lo ritrovi là. E l'ultima slide che era un po' questa è una slide nata per un altro obiettivo, però vedete, questa ad esempio era una slide che abbiamo presentato il 21 dicembre, che ho presentato a un altro convegno, che riguardava la fertilità, no? Cioè ci sono coppie che non riescono a avere figli, pur essendo fisicamente, cioè medicalmente a posto, no? Quindi ci si attesta sullo stress e vai a capire cos'è che non va nello stress, no? O cos'è che l'alimenta. Cos'è lo stress? Lo stress è una situazione di tensione che l'individuo, anzi la coppia, perché noi stiamo parlando della coppia in questo caso, incontra quando c'è qualche situazione strana. La sua omeostasi, il suo equilibrio va in equilibrio, loro per ritornare in bolla vanno sotto stress per tenere in piedi tutte le cose. E uno dei primi effetti di
di coppie sotto stress, siccome lo stress ha delle ripercussioni anche a livello biologico, a livello della temperatura degli ovuli, spermatozoi, bla 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 bla, sotto stress infertilità sono abbastanza connesse. Come vedi qua io ho messo dentro altre variabili in una coppia, no? C'è la famiglia di origine di lui, c'è la famiglia di origine di lei, ma c'è anche lui e lei come simboli, perché c'è anche una dimensione individuale, in qualche modo l'importanza di sé si muove, no? Però che in qualche modo entra in gioco. E poi, nel caso dell'infertilità, però, in specifico, quelli che si incontrano per avere un figlio è una coppia di amanti, il coniuge, o è la coppia di genitori? Perché tante volte le coppie che ci arrivano su questo progetto, il lui dice, cioè questa mi arriva, mi fa, questa è la tabella, questa è la finestra fertile e lo sento meccanico, tant'è che dice quando si incontrano i due amanti, i due coniugi, c'è tutta un'aurea che gira, no? Poi dice quando invece si incontrano i due genitori, questo è per centrare quando fanno l'amore nella finestra fertile in maniera abbastanza mirata, lui dice qua non c'è la coppia che si incontra e non c'è poi neanche attenzioni particolari, mettiamola così, no? E allora la vive in maniera molto più meccanica questa cosa. Tutta questa cosa ha poi una risultante alla fine. Per dire che dentro la coppia, tanto ci sono delle combinazioni, si riprende, però ci sono tanti pezzi poi che vengono a influenzare, soprattutto con le famiglie di origine. Noi usiamo uno strumento che è quello della casa dell'amore, l'avrete anche visto in giro, no? La casa dell'amore che ha due punti importanti, la capacità di amare e la capacità di negoziare. E alle coppie che arrivano diciamo guardate che le porte e le finestre della vostra casa dell'amore dovrebbero essere chiuse, perché spesso sono aperte e ci entrano tutti, e se ci entrano tutti vanno un po' in fatica e dopo arrivano da noi. Quindi come si correla? Ci sono delle complementarità, cioè una coppia non è che sono due cose casuali che si incontrano, cioè quello è la persona che potete incontrare, lei e l'altra. Altra cosa che lo vediamo spesso sono le vittime di violenza. Le donne vittime di violenza escono da una relazione e si vanno a tuffare all'interno di un'altra relazione, dove magari lui non sarà violento fisicamente, però magari ha una modalità violenta, ossia di gestione del potere, magari su altri livelli, che però dici sei cascata da Paolo in Frasca. È sempre la storia che si ripete, motivo per cui quando anche ci sono coppie che si vengono da noi perché non ce la fanno, vengono a separarsi, cioè non ce la fanno neanche a separarsi e negli strascici noi li accompagniamo, dopo sono che fanno le loro scelte, però il lavoro che gli facciamo fare è cercate di capire perché oggi siete arrivati qui, perché se non capite perché siete arrivati qui, voi siete condannati a ripetere la storia, magari con modalità diverse, però il finale sarà sempre lo stesso e così accade poi chi non lavora. Quindi come si combina la slide e poi ho finito, scusami, come di prima, per questo dico che ogni coppia è un sistema unico e ripetibile, perché non è prevedibile e tante volte gli equilibri che loro vivono ai nostri occhi possono sembrare strani, però è l'equilibrio che loro hanno deciso, cioè sul quale si sono assestati. Quindi cosa fanno? Più o meno risposta, anche ho anche indagato. Sì. Li ho stancati abbastanza. Cosa? Non può esistere un individuo senza le relazioni che ha avuto Scusami. nel senso che prima l'individuo, prima la relazione. Non esiste individuo senza relazione. Allora, l'individuo senza relazione non esiste
qualche modo, no? Una distinzione che si fa è tra individuo e persona, soprattutto l'ho trovato nella documentazione di pastorale, lì dove l'individuo viene con questa etichetta, si riferisce alla persona che bada più all'individualità a se stesso, no? Mentre per persona si usa la parola per dire quelle persone, individui che però cercano relazioni con gli altri più generative. La prima riflessione che io ho fatto, ma qua viene dalla mia sensibilità, è che anche gli individui hanno bisogno degli altri. Mi spiego. Quello che vuole primeggiare, se non ha un secondo, è morto. Quello che vuole vincere sempre, se non ha uno che perde, non esiste. Il disturbo, se lo vai a leggere, il disturbo narcisistico di personalità, che è la cosa più estrema, piuttosto che quello che ha bisogno di mettersi in mostra, quello ha bisogno di essere conosciuto dagli altri. Se non ha un pubblico che lo guarda, morto. Tu vuoi far del male a un narcisista, non badarlo, lo lasci, cioè gli fai malissimo. Quindi anche l'individuo, anche se in maniera non virtuosa e non funzionale, che poi se poi vai dentro c'ha anche lui i suoi perché ha bisogno di questo, ha bisogno anche lui di una relazione. Comunque è il risultato di una relazione che l'ha formato. Sì, ma a volte anche chi ha bisogno di primeggiare ha bisogno, no, magari è anche schiavo di questo bisogno, magari lui ci sarebbe anche senza, però ha anche bisogno di qualcuno che lo faccia arrivare primo, perché se corre da solo, che gli serve? Non corre, quindi ha bisogno anche di secondi. Bene. Grazie davvero per la precisione e competenza, è stato il primo degli incontri. Nora mi aveva chiesto di piacere se prima di andare via ripassate da lei, perché nella raccolta dati c'era da completare qualcosa, insomma, quindi vi chiedo questo sforzo. Buona serata, ci vediamo.